Buongiorno a tutti i gentili ascoltatori che ci state seguendo per questa puntata di Librarium. Come potete vedere siamo già immersi nel clima festivo, natalizio, e quale migliore occasione per parlare di una pagina di storia interessantissima della nostra piccola ma grande Ogliastra. Così come piccolo è il comune che è interessato dal libro che oggi andremo a presentare insieme a Pino Ledda, che ringrazio e saluto per essere qui con noi. Grazie Pino, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Quindi Pino Ledda, per chi non lo conoscesse, è un ricercatore, uno storico, un genealogista, e proprio sui sentieri della memoria, delle memorie familiari, oggi soffermeremo la nostra attenzione. Il libro che andremo a presentare è Elini, Andalas de Memoria. Allora Pino, partiamo subito dal titolo. Elini, per chi non lo sapesse, è un piccolo paese ogliastrino del quale tu racconti i percorsi, le genealogie da centinaia di anni. Come è nata quest'idea? Un'idea che non è nuova, che si ripete ormai. Questo è il quarto libro che faccio trattando questi argomenti. Io da 30 anni mi occupo di genealogia applicata alla comunità. Da lì poi sono riuscito ad applicare la genealogia di comunità alla ricerca e alla medicina in particolare. Quindi l'idea del progetto Elini nasce dall'amministrazione. Durante il Covid sono stato contattato dall'amministrazione, che aveva già visto il lavoro che feci a Seul qualche anno fa, e mi chiesero se volessi fare un progetto Elini. Io sul momento, non sapendo dove fosse Elini, sinceramente conoscevo alcuni paesi dell'Ogliastra, ma non mi era mai capitato di passare a Elini. Ci ho riflettuto un po', ho detto sembra un po' lontana, quindi poi sono stato ricontattato e ho accettato di fare. Quindi ecco, il titolo nasce a Elini. Loro stessi, la comunità, prima l'amministrazione e poi la comunità, hanno scelto il titolo del progetto. Io ho fatto alcune proposte, e quindi percorsi di memoria. I percorsi di memoria passando attraverso la storia familiare di tutte le famiglie di Elini degli ultimi 4 secoli. Scusami se ti interrompo, 4 secoli non è poca roba, sono 400 anni, tantissime generazioni, ma quali fonti hai utilizzato? Questi studi permettono di ricostruire genealogie familiari lunghe 4 secoli, quindi si parte con i dati dell'archivio di Bolzano della Musei, nel caso di Elini, eventualmente degli altri paesi che fanno parte della diocesi. Quindi si parte dai cosiddetti quinquelibri, che sono i libri parrocchiali, i registri parrocchiali istituiti alla fine del Concilio di Trento, che come sapete durò ben quasi 20 anni. Si successero 4 papi, iniziato nel 1545 e finito nel 1664. Sì, fu la reazione alla riforma luterana. Sì, infatti era dei libri della e quindi ecco, la Chiesa aveva necessità di stringere un po' nuovamente le redini, perché stava iniziando a perdere prestigio soprattutto in Europa, proprio a causa che iniziava a prendere piede appunto nelle proposte di Lutero e di Erasmo da Rotterdam. E quindi quei libri furono una delle risposte. Quindi la Chiesa cercò di darsi delle nuove regole e impose a tutto il mondo cattolico, non solo all'Italia, non solo alla diocesi di Lanusei, di dotarsi dei registri parrocchiali. Sono detti 5 libri perché contengono i dati di battesimo, di cresima, lo stato delle anime, che era una sorta di censimento camuffato in qualche modo dalla Chiesa, era per capire nelle famiglie quanti fossero sono interessantissimi tra l'altro, perché ci danno dove esistono, purtroppo non esistono in tutte le parrocchie, sono andati persi, e quindi ecco, sono dei censimenti, e quindi ci offrono il quadro completo delle famiglie presenti già nel 600, quindi con i nomi dei figli, dei genitori eccetera.
Ecco, quindi cresime, stato delle anime, battesimi, matrimoni e morte. Ecco, quindi si chiamano sono 5 registrazioni rilegate in volumi unici. Iniziano a Ailini nel 1640 fino al 1866. Perché 66? Perché nel 66, 5 anni dopo l'unità d'Italia, tutti i comuni d'Italia, da Ailini a Alessandria a Canicattì, si sono dotati dei registri dello Stato civile. Nascita, morte, matrimonio e cittadinanza, anche se noi per la ricostruzione usiamo i dati dei primi 3, i nati, i morti e i matrimoni. Quindi unendo questa mole di dati si riesce a ricostruire ben 4 secoli di storia genealogica delle famiglie. Cosa è emerso? Cosa è emerso da questa ricerca, Pino? Guarda, è emerso che le famiglie complessive, cioè quelle transitate, parliamo di cognomi, ecco, quindi i cognomi totali dal 1640 a oggi, quindi sono neanche 100, pochissimi, e solo 4 famiglie presenti nel 1640 sono ancora presenti oggi, quindi discendenti. E sono Zicca, Pili, Piras e Melis. Tutte le altre, alcune si sono estinte come cognome, perché una famiglia, chi fa genealogia e conosce un po' di genetica, non si estingue mai solitamente, si estingue con il patrilineo, con il cognome che è paterno, che è quello che poi si trasmette alla stirpe. Quindi ecco, ti dicevo, presenti di quelle 90 sono circa la metà. Ecco, quindi a più riprese sono arrivate altre famiglie, però ecco, quelle 4 le possiamo... Quindi solo 4 famiglie sono rimaste da allora come cognome? Sì, come cognome sono ancora... Quindi hanno i cosiddetti fondatori, sono presenti, quindi queste famiglie, prendiamo il sindaco per citare uno, Vitale Pili, è discendente diretto del primo Pili che abbiamo trovato nel 1640. Ecco, un fondatore unico. E poi un'altra cosa che è emersa, all'inizio non mi sembrava, vista anche l'esperienza che ho maturato ormai in 40 anni, non mi sembrava una comunità così coesa, tra virgolette, così unita genealogicamente. Invece una volta sviluppate tutte le famiglie, capiti tutti i meccanismi di ciascuna stirpe, posso dire senza paura di essere smentito che Ailini sono tutti parenti. Tutti. Addirittura, beh, adesso possiamo sì, Ailini sono pochissimi abitanti, penso che sia il penultimo come paese. Residenti è il più piccolo paese dell'Ogliastra. E una cosa interessante però che ho notato, che non ho notato per esempio a Seui, che la cosiddetta denatalità, che poi determina lo spopolamento. A Ailini c'è c'è un piccolo trend di crescita che fa sperare diciamo, probabilmente contro lo spopolamento. Stavi dicendo quindi è un piccolo, mi senti? Sì, ti sento, un piccolo, come dire, un segno positivo rispetto allo spopolamento, stavi dicendo. Sì, mentre a Seui per esempio la denatalità è sempre in continua crescita, quindi va sempre verso il basso la crescita. A Ailini c'è una piccola ripresa negli ultimi 4-5 anni, quindi c'è il saldo tra nati e morti. In questo caso abbiamo un saldo positivo per i nati. Probabilmente le politiche condotte dall'amministrazione sulla politica abitative, quindi ecco, so che sono sorti 2 rioni in periferia, 2 rioni nuovi che hanno attirato delle coppie dai paesi vicini, e quindi questo probabilmente ha fatto sì che adesso a Ailini ci siano delle nuove famiglie e nuove opportunità, probabilmente in questo senso. Pino, scusa un attimo, ti fermo perché vorrei passare un attimino a come è articolato il tuo libro. Quindi la prima parte è dedicata alla ricerca genealogica tout court. La seconda parte invece è una parte, se possibile, ancora più interessante, perché tu intervisti gli abitanti di Ailini.
Bravo, ecco, è una parte nuova che non era stata programmata. E quindi la prima parte riguarda la storia genealogica di quelle 100 famiglie circa, sono 97, non mi ricordo se c'è 96 o 97 adesso. Quindi ecco, c'è la storia genealogica, quindi quando la famiglia arriva, come si sviluppa, se è ancora presente, quali sono i rami, da dove arriva, ecco, una sintesi di tutto il percorso genealogico delle famiglie, cioè di tutte le famiglie, con alcune fotografie, l'abbiamo arricchito grazie al lavoro di raccolta fatto dai collaboratori, è stata una collaborazione totale dal primo all'ultimo giorno, da parte di tutta la comunità. La seconda parte si pensava di creare un archivio video, documentario video, e quindi con l'amministrazione si è deciso di fare delle chiacchierate, io non voglio chiamarle viste, con degli anziani che mi sono stati segnalati, quindi io mi sono recato nelle case di queste, sono più di 20, e quindi ho fatto delle lunghissime interviste, una giornata intera, alcuni mattine e pomeriggio, quindi con un questionario, un canovaccio che io ormai ho sperimentato da anni. Quindi è venuta fuori da queste chiacchierate interessantissime, e quindi si è partito un po' dalla storia personale di questi anziani, dallo stile di vita, dalla loro infanzia, l'alimentazione, tutte le cose che a me incuriosiscono anche dal punto di vista scientifico. E quindi ho provato a buttarne giù una, cioè ho fatto un po' una sintesi delle prime e ho detto perché no, non provare a scriverle tutte e fare magari, quindi una volta che ho fatto la sintesi di tutte le interviste, si è deciso di dedicare la seconda parte del libro, che si chiama appunto Passando dalla porta dell'anima, è il sottotitolo del libro, e quindi ho riportato lì le 21 storie di questi anziani. C'è qualche aneddoto che ti ha colpito in maniera particolare di questi racconti degli anziani di Elini? Guarda, c'è una storia personale della signora Nirvana Nieku, è la storia di una ragazza, di una bambina adottata a pochissimi anni, e quindi ecco, parlando con lei e poi riportato nel libro, ho scoperto, lei ha scoperto dopo 20 anni, si era recata anche a quelle trasmissioni famose tipo Chi l'ha visto dalla De Filippi, me le ha raccontate lei, perché cercava la mamma, e il destino ha voluto che lei l'ha trovata, ha saputo chi era la mamma, che era poi di Lanusei, e quindi queste due donne, mamma e figlia, hanno camminato a distanza di pochi chilometri 2 vite parallele senza mai incontrarsi. Si sono incontrate da morte, perché ecco, lei ha saputo chi era e adesso è felice di portare dei fiori sulla sua tomba quasi tutti i giorni a Lanusei. Una storia molto interessante, che mi commuove, ecco, bella, bellissima. Sì, insomma, immagino che commuova tanti di noi, chi ci sta ascoltando e chi ci sta seguendo in questo momento. Hai presentato recentemente questo tuo libro ad Elini. Qual è stata l'accoglienza? L'accoglienza è stata fantastica, non solo la presentazione me l'aspettavo, ecco, visto anche quello che siamo riusciti a seminare. Ecco, però quello che io ho cercato di lanciare come messaggio durante la presentazione, rivolto anche alle altre amministrazioni dell'Ogliastra, in particolare a Il Bono e ad Arzara, che sono praticamente un'altra cosa, ecco, che mi ha incuriosito del libro, è che il 35% dei matrimoni esogamici, cioè quindi con l'esterno, nell'una e nell'altra direzione, di Elini sono con Arzara e Il Bono, la maggior parte dei matrimoni esterni. Quindi significa che Il Bono, Elini ed Arzara fanno parte di un unico agglomerato diviso in 3 siti differenti, come se fossero una cittadina, 3 rioni di una cittadina un po' più grande. Ecco. Sono spostati molti, insomma, gli elinesi per cercare marito, per cercare moglie. È curioso, questo dal punto di vista genetico è fondamentale.
Tu forse sai che io ho un po' il pallino degli studi Sì, di lo so medicina, perfettamente. soprattutto. Ma infatti tu prima, E scusami, quindi, parlavi di ricerche genealogiche applicate alla medicina. applicate alla Quanto ricerca. possono Io essere importanti queste ricerche? possono Chiaramente essere in riferimento importanti alla medicina. perché lo studio completo di una comunità come Elini o come un'altra qualunque comunità che si può studiare con queste modalità ti mette a nudo la genetica, cioè quindi non c'è bisogno di fare il prelievo del DNA per capire chi sono i parenti di una persona. E in più, conoscendo lo spostamento delle famiglie sul territorio, puoi andare a capire anche la cosiddetta epigenetica, cioè tutto l'ambiente che in qualche modo non si eredita attraverso il DNA, ma che condiziona il DNA. Ecco, io ho fatto in queste ultime settimane alcune conferenze, io mi sto occupando come si dice, in particolare delle malattie autoimmuni. In Sardegna siamo primi al mondo purtroppo, parlo di sclerosi multipla, di diabete tipo 1, quello infantile, lupus eritematoso, giusto per non far paura a nessuno. Stiamo parlando dell'Ogliastra, terra di longevità. Ecco, io mi vanto e mi onoro di essere lo scopritore della longevità a Seul e a Seui, che sono paesi che non sono Ogliastra anche se confinanti. Quindi ecco, ci vantiamo, siamo contenti quando parliamo di longevità. È sicuramente una cosa che ci onora, che se riusciamo a capirla e tra virgolette a sfruttarla in termini di ricaduta, però ecco, dobbiamo sapere anche che quella è la faccia bella della medaglia. La faccia brutta della stessa medaglia è che siamo primi al mondo con percentuali, con incidenze quindi doppie e triple per queste malattie autoimmuni complesse. E ecco, quindi sarebbe interessante capire e applicare questi studi alla ricerca. Alla presentazione del libro Ailini, per fortuna, c'era il dottor Fiorillo, che è il responsabile di Progenia. Sapete che il laboratorio del CNR, costituito dal genetista Giuseppe Pilia di Lanusei, più di 20 anni fa, che è ancora in funzione, ecco, a Progenia studiano i fattori relativi all'invecchiamento su 4 popolazioni, sono Ailini, Arzana, Il Bono e Lanusei. Ecco, io ho fatto una parte del lavoro che credo e spero che possa essere utile agli studi del dottor Fiorillo e di Progenia e possibilmente allargare l'orizzonte con gli altri 2 comuni, Il Bono ed Arzana, e possibilmente anche qualche altro paese. E tu anticipi la mia ultima domanda, Pino. Hai intenzione di lavorare alle genealogiche in Ogliastra? Sì, ti dico sinceramente, ho avuto un colloquio da poco con il comune di Carissasto, poi non so se si concretizzerà, mi hanno chiesto, hanno voluto capire come si articolava il progetto. Il giorno della presentazione del libro c'era Ennio Arba, sindaco di Mazurei, e anche il dottor Arba, ecco, è avvicinato, mi ha chiesto lumi. Quindi ecco, sinceramente spero di poter continuare a operare in Ogliastra, ma non tanto per me, per la mia visibilità che mai non ha senso. Cioè, ecco, vorrei lavorare perché durante una chiacchierata alla fine della presentazione del libro ho parlato con un ragazzo di Arzana che ha il tuo stesso cognome, Fausto Ferreli, un ragazzo che è uno storico, ha già scritto qualcosa su Arzana, sta ricostruendo, mi ha detto, la genealogia di Arzana. Gli ho offerto la mia collaborazione perché ha capito quanto può essere importante avere anche Arzana sempre in funzione di ricerca scientifica per quelle patologie. Ecco, Fausto, ecco, non essendo un medico, però ecco, mi ha detto che a Arzana abbiamo parecchi casi di malattia. Ecco. Quindi ecco, io spero di poter continuare in Ogliastra, ecco, per poter mettere a disposizione i database, gli studi di popolazione ai ricercatori, perché la genealogia di comunità, lo ripeto sempre, lo sto ripetendo, diventa
il navigatore satellitare, ecco, uno strumento che orienta e dà la possibilità al clinico, al ricercatore, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione, gli dà la possibilità di orientarsi all'interno delle popolazioni. Ecco perché io ci tengo a questi studi, al di là degli aspetti affettivi, delle radici, ecco, dell'identità, che lo studio di Elini lo dimostra. Ecco, Elini adesso con questo libro, che è costato per un paese piccolo un impegno di questo tipo, vi garantisco che equivale a uno sforzo economico abbastanza, però ci hanno creduto, credo che abbiano avuto le risposte che speravano, risposte che poi secondo me arriveranno piano piano, e quindi mi auguro e spero che altri comuni possano seguire questa via. Questa strada. Sì, Pino, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata, ti auguro buon lavoro, hai espletato un'opera meritoria che è quella della ricostruzione di una pagina importante della nostra Ogliastra, e fornito comunque gli strumenti ai ricercatori, agli scienziati per approfondire questo aspetto di cui parlavi con dovizia di particolari. Io ti ringrazio ancora, Pino, buon lavoro, ti auguro buon Natale e magari ci vedremo il prossimo anno con un altro libro. Vogliamo ricordare il tuo libro, Elini, Andalas de Memoria, il sottotitolo? Dentro la storia genealogica di una piccola grande comunità ogliastrina, passando dalla porta dell'anima. Grazie ancora, buona giornata a tutti voi. Grazie a te, grazie a Radio Seguendo, grazie ancora. Noi ci vediamo sabato prossimo, non mancate.